Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi capiremo perché siamo qua. Tu sei di qua e io sono di qua. Cioè tu sei dall'altra parte del monitor e io sono di qua. Perché non c'è nulla di gratis. Se tu sei di lì e mi stai ascoltando e io sono di qua e posso parlare liberamente, vuol dire che qualcuno in tempi non sospetti ha fatto in modo che questo venisse. Ma prima di raccontarvi questa storia in fantasia, perché sapete che il Marietto le racconta sempre in fantasia, vi chiedo di iscrivervi nel canale YouTube di Ildegarda, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social, anche in Face, dove sapete che ho fatto un restyling del nostro gruppo, è passato da magia a radionica a radiestesia. In più i link sono sotto qui in descrizione anche per raggiungerci nel canale di Telegram e anche nel sito capitano.interviste.org, dove sapete ormai che ci sono più di 20 ebook con tantissime spiegazioni dei circuiti radionici, sono gratuiti, si possono scaricare. Li ha fatti Marietto Veneziano dal 2015 in avanti e potete, insomma, sono stati scaricati 150.000 ebook, di cui 4 di chirologia e sono gratuiti. In totale Marietto ha già regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostatici. Infatti anni fa un veggente mi disse che l'unico posto dove non sarebbe arrivato Marietto Veneziano con i circuiti radionici quadranti e radiostatici era il Polo Nord, ma del resto sarebbero stati sparsi. In più nel sito capitano.altervista.org abbiamo una sezione che si chiama eShop dove si possono acquistare dei servizi personalizzati ad hoc, chiaramente pagando tramite PayPal e altri, ideati dal Degara Marietto Veneziano. Bene, guardiamoci un po', no? Oggi come oggi noi entriamo in un social, alcuni starnazzano, alcuni dicono cose importanti, altri invece non sanno cosa fare, sono lì capitati per sbaglio, ma non si rendono conto per quale motivo noi siamo qui, ad esempio, e magari in Libia, in Siria o in altri posti del mondo, in Messico ad esempio, no? In Messico dovete pensare che ogni anno sparisce dai 20 alle 40.000 persone per, come si suol dire, una guerra, mettiamola giù così, chiamiamola così, una guerra fratricida sommersa, no? Per vari gruppi di droga, per cartelli di droga. In Libia e in Siria ormai basta aprire i giornali o vecchi giornali, in Ucraina non ne parliamo, no? E noi tranquillamente abbiamo perso la seconda guerra mondiale e lo ripeterò sempre che l'abbiamo persa. Ci troviamo qui. Non dico che c'è gente che cazzeggia, non dico che gente che sarebbe meglio che, però siamo qua, no? Tu sei dall'altra parte del monitor, io qua. Però non è sempre stato così facile. Non è sempre stato così facile perché ci sono stati periodi in cui l'Occidente, come lo conosciamo noi, cioè voglio dire l'Europa, Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Cecoslovacchia, mettiamola giù, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, insomma, queste nazioni, a parte il Cecoslovacchia che è stata invasa, ma queste nazioni, e la Germania a metà, no, perché c'era il muro, queste nazioni hanno tremato. Più o meno nel 1986 hanno tremato perché si stava e si sapeva che sarebbe arrivata un'invasione dall'est. Ma il problema è come mai non è avvenuta. Non è avvenuta per due motivi. Primo perché c'erano i gruppi esoterici occidentali che hanno fatto tutto il possibile perché questa cosa non avvenga, ma questo è potuto avvenire perché c'era un gruppo esoterico, misterico, diciamo così, che aveva deciso che dal 1995 la Cabala sarebbe entrata in internet e sarebbe stata data a tutti i cabalisti. Allora, questi interessi dei cabalisti e di questi gruppi misterici che chiaramente cercavano di frenare questa invasione dall'est hanno collimato, cioè praticamente sono andati insieme. E sta di fatto che non siamo stati invasi perché nel 1986, anno più anno meno, è successa una disgrazia e una fortuna per l'Occidente che Chernobyl, no, ha dato un freno all'est, no? E di conseguenza
cosa è successo? È caduto il muro di Berlino nel 90 e la Germania si è unificata, il Papa era contento perché la Polonia era scappata dal tallone di, come si suol dire, della Russia e Honecker in Germania dell'Est ha capito che la ricreazione era finita e bisognava tornare in classe a fare i compiti. E quindi praticamente noi, grazie a queste due situazioni molto importanti, nel 95 che era l'anno dato dai rabbini cabalisti per ridare la Cabala tramite internet e il fatto che i gruppi misterici hanno osteggiato questa invasione nell'86, sta di fatto che abbiamo avuto questa possibilità di non farci invadere. Ed è per questo che noi siamo qua. Siamo qua perché grazie a queste due situazioni, queste due forze che, tra virgolette, avevano lo stesso scopo, cioè di divulgare la Cabala tramite internet, ha fatto in modo che dall'est, dal muro, non avanzassero i Panzer o i carri armati, chiamateli come volete. Questo perché la gente se l'è dimenticato e andando a stanazzare angeli colorati, vogliamoci tutti bene, la quinta dimensione, la sesta, la settima, non si rende conto che noi, se tu sei di qua, cioè se tu sei di là e io sono di qua o viceversa, o io sono di qua e tu sei di là e viceversa, dobbiamo a questi gruppi misterici che hanno lavorato gratuitamente e anche alle forze cabaliste che hanno impedito che l'internet fosse smontato in Europa e di conseguenza in tutto il mondo. Bene cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao!